18 febbraio 2014, benvenuti al Jolly Club per la Serie A2. Si affrontano oggi il Testaccio e l'Olin. Imbucata per Mancinelli che si gira, palo. Calcio d'angolo battuto corto per Daniele Testa. 1-0 per il Testaccio, segna proprio lui col mancino. Lancio lungo, la difesa lascia passare il pallone, allora Mario Altobelli. È 1-1 a sorpresa dell'Olin, brutta difesa del Testaccio. Tarace pensa al tiro e deviazione di Panzavolta. Le prova tutte il Testaccio, angolo, va defato, traversa e poi ritorna Marcinelli, deviazione, ci riprova, ancora una deviazione. Terreno molto bagnato e quindi pesante, lancio lungo verso defato, pallonetto, salta il portiere e salva sulla riga l'Olin. Sventagliata adesso verso Daniele Testa che pensa al tiro, si alza il pallone, ne viene fuori praticamente un assist per Tisei Daniele. È il 2-1 del Testaccio che finalmente torna avanti dopo molti attacchi. Giorgiucci, palla che arriva a lui, se la porta sul destro e Fiori salva il Testaccio. Tisei che in aria con un numero salta il suo avversario, poi serve Mancinelli e gli fa muro tutta la difesa dell'Olin. Palla dietro verso Starace e tiro probabilmente deviato, ma è 3-1 per il Testaccio. Starace salta un avversario, pensa forse al tiro, incredibile gol di Starace, una botta da distanza incredibile. Un sombrero e palla che arriva verso Tisei che col destro si coordina, palo. Tisei a sinistra, salta un avversario, poi palla dentro e non ci credo. Che gol ha fatto Starace? Simone Starace con il tacco buca il portiere. Perché manca solo il triplice fischio dell'arbitro, ma eccolo, arriva adesso. Finisce così la 14ª giornata di Serie A2, il Testaccio batte l'Olin per 5-1.